Buongiorno, buongiorno, in diretta tutte le notizie dalle nostre province. Partiamo da Venezia perché casualmente è stato scoperto per il crollo di un controsoffitto in un sottoportico il magazzino segreto dei pickpocket. Andiamo in diretta da Edi Kaliman e dal nostro operatore Sandro Ponchio. A te, Edi. Buongiorno direttore, a te e ai telespettatori. Siamo alla Corte del Tintor nei pressi del sottoportico dove ieri mattina sono crollati dei calcinacci e poi parte del sottoportico e ha rivelato, una volta arrivate sul posto le forze dell'ordine, vigili del fuoco e polizia locale, ovviamente per mettere in sicurezza la zona, una zona residenziale oltre che anche di hotel e bed and breakfast, la Corte, e hanno trovato in realtà nascosti sotto il controsoffitto dei portafogli vuoti, tessere riferite a persone che evidentemente erano state derubate. Era un vero e proprio magazzino dei pickpocket, e con noi ci ha raggiunto Monica Poli, consigliera comunale del gruppo misto, che proprio stamattina ha scovato altri 3 borseggiatori. Monica, buongiorno. Sì, buongiorno. Stamattina ne abbiamo già scovati 8 ed erano all'Accademia, più qualcuno è in giro, abbiamo le borseggiatrici, sono un po' sparsi in tutta la città e in questo momento abbiamo molti più uomini. Ascolta Monica, questo tipo di nascondiglio, mi dicevi prima, non è il primo che viene trovato? No, non è assolutamente il primo. Come penso voi sappiate, ne avevamo scovato uno al Giglio, ne avevamo scovato un altro dietro Campo San Filippo e Giacomo, e ce ne sono anche altri. Ecco. Oggi stamattina sono andata a vederne uno che ci avevano segnalato, però portafogli non ce n'erano. Sono passati dei residenti di questa corte che non ci hanno voluto parlare perché dicono qui se ne vedono di tutti i colori. È una situazione che Venezia non può più sostenere, soprattutto chi ci abita. È una situazione non solo Venezia, ma in tutte le principali città turistiche italiane. Qui non si capisce il perché questi borseggiatori, anche se presi, sono sempre liberi. E noi abbiamo sempre ribadito, soprattutto io, che anche quando vengono presi si deve tener conto che queste sono associazioni a delinquere. Quindi non deve essere trattato il caso singolo, ma bensì bisogna che sia inserita l'associazione a delinquere, dove le pene sono più alte, perché non si capisce a questo punto, qualcuno ci dia spiegazioni, il perché sono sempre fuori, il perché la legge è sempre dalla parte loro. Cioè non è ammissibile questo, non è ammissibile, anche perché noi abbiamo borseggiatori qui da più di 20 anni, dove sono nullatenenti e vivono con i proventi dei borseggi. Cioè, questo è un danno incalcolabile, perché oltre il danno economico che viene fatto a una persona anziana, disabile, ma a un turista, è anche un danno psicologico, ma oltretutto è un danno anche per l'economia delle nostre città. Cioè, qualcuno ci spieghi perché con la maxi inchiesta effettuata dei carabinieri, del nucleo dei carabinieri, alcune sono in carcere. Alcune invece sono state rilasciate. Cioè, è il caso clamoroso di Shakira, e poi ne abbiamo una qui che è la Ustric, tanto il nome lo grido sempre, anche lei gli è stato revocato un divieto di dimora e subito il giorno dopo è qui che ruba. Ci devono spiegare i giudici le motivazioni perché questi sono sempre liberi. Non riusciamo a capire perché per loro le leggi non esistono. Monica, grazie mille. Direttore, quindi quello che arriva dalla consigliera è un appello non solo alle forze dell'ordine, ai cittadini, di non essere distratti, appunto. Come guardi, le forze dell'ordine, è il caso di stamattina di un clan, di 2 uomini e una donna. La donna è stata presa 3 giorni fa ed è libera che ruba. Cioè, è stata presa dalle forze dell'ordine. Cioè, le forze dell'ordine li prendono, certo, poi vengono rilasciati. È questo, cioè, è inaccettabile tutto ciò,
È inaccettabile. Ed è quello, direttore, che crea frustrazione. Questo è quanto accade intanto in centro storico a Venezia. Se non hai domande con Sandro Ponchio, ringraziando Monica Poli, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie. Andiamo avanti. Monica Poli tra l'altro ha sempre coraggiosamente combattuto i pickpocket fino a farsi anche aggredire in diverse circostanze. Vediamo, potevamo non parlare dei furti? No, che non potevamo, perché continuano i ladri a colpire. Avevano appena assaltato una villa a due ville, si era trattato di un comando armato e avevamo intervistato la proprietaria della villa, però nel frattempo altre bande hanno fatto irruzione sempre nella stessa zona, addirittura nella casa della consigliera comunale Giulia Binotto. Per noi ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina. A te, Luisa. Una serie di incursioni dei ladri negli appartamenti qui a Due Ville avvenute nei giorni scorsi. Vi avevamo documentato la rapina ai danni della famiglia Bassan, ma ci sono stati anche dei furti appunto nelle case in zona Vivaro. Presa di mira anche la casa della consigliera comunale Giulia Binotto. Dunque voi vi siete accorti al mattino che cosa è successo? Sì, al mattino intorno alle 5:30 qualcuno si è accorto che le porte erano state aperte e qualcuno appunto durante la notte era entrato nella nostra abitazione. È stato diciamo intorno alle 4 del mattino. E presumibilmente è stato mio papà uscendo a farli scappare. Perché voi non vi siete accorti di niente? Assolutamente no, noi stavamo dormendo, non abbiamo sentito alcun rumore, abbiamo trovato la casa in disordine e qualche stanza messa a soqquadro al mattino. Hanno aperto cassetti, armadi, hanno frugato tra le nostre cose, addirittura anche nell'ufficio dell'azienda. Però non hanno portato via niente? No, cose di poco conto, niente di valore. Ecco, qui non è l'unico furto, resta la paura all'indomani? Sicuramente sì, non ci si può sentire più al sicuro, la paura è che possa accadere a qualcun altro o addirittura che possano tornare nelle stesse abitazioni. Solitamente a casa propria si spera di sentirsi a proprio agio, al sicuro, e invece ad oggi non è più così. Tra l'altro qui a Due Ville l'amministrazione ha messo in campo tanti dispositivi per la sicurezza, mi riferisco alla videosorveglianza, mi riferisco anche a dei controlli dei carabinieri in congedo. Sì, come amministrazione abbiamo lavorato duramente per riportare un adeguato livello di sicurezza nel nostro territorio. Come diceva lei, appunto abbiamo fatto un revamping di tutte le telecamere già esistenti, ne abbiamo acquistate e messe in funzione di nuove, abbiamo stipulato alcune convenzioni come la convenzione Mille Occhi con il prefetto, la convenzione con i carabinieri in congedo e abbiamo anche attivato quello che è il controllo di vicinato che a Vivaro in questa frazione appunto ha riscosso anche un notevole successo, addirittura in questa via ci sono numerose sentinelle. Ecco, noi ringraziamo la consigliera comunale per essere stata con noi. Grazie Luisa Bertini e Simone Squarcina da Due Ville. Vediamo i furti, 2 nel giro di pochi giorni, nella stessa proprietà, che hanno scosso la tranquillità di una famiglia di Casale sul Sile. Siamo nel Trevigiano. E hanno suonato il campanello, hanno visto che non si è accesa la luce, allora sono andati su questo di qua. Vuole venire a vedere? Sì. Che è il più semplice e hanno tentato di sollevare questa qua, e ho sentito un rumore così. 2 colpi in appena 4 giorni nella stessa proprietà in via Belvedere a Casale sul Sile. Il primo episodio risale alla sera del 29 luglio, quando alcuni malviventi si introducono alle 23 nel giardino della casa di Sergio Cararetto, suonano il campanello e, non ricevendo risposta, tentano di entrare sollevando la saracinesca di una finestra. Allora ho attaccato la sirena
ho acceso le luci, sono scappate, non so se era uno o due, è scappato per i campi. L'anziano proprietario sente i rumori e reagisce con grande prudenza, senza mettere a repentaglio la propria sicurezza. Urla dall'interno dell'abitazione, aziona l'allarme e costringe i ladri a fuggire attraverso i campi. Subito dopo chiama i carabinieri. Ma la disavventura per la famiglia Cararetto non è finita. Il 2 agosto il figlio Christian, rientrato da Londra con la famiglia per le vacanze, raggiunge l'abitazione adiacente alla villa. Il tempo di lasciare i bagagli e uscire per una pizza che i ladri tornano in azione. Salgono da una pompeiana, raggiungono il piano superiore, forzano una porta finestra e si introducono nell'abitazione. Sono saliti sopra di là e dopo la vede che ci sono le porte per entrare dentro. E una era socchiusa e come si chiama, quel levarino, là hanno aperto quella più interna, spaccato un po' il legno e sono entrati dentro. Il bottino è di 365 euro in contanti e alcuni monili di bigiotteria di modesto valore. Una amara sorpresa, le ragazze ha 2 figlie e non vengo più in Italia, non veniamo più in Italia, così. Anche in questo caso viene presentata denuncia ai carabinieri, ladri che secondo alcune testimonianze si muovono nel territorio con un furgone. Si muovono con furgone, li scaricano in qualche parte. E via, si muovono come dei predoni. Come dei predoni e dopo il bottino lo spartiscono. 2 episodi ravvicinati che hanno lasciato un profondo senso di insicurezza. Oggi l'anziano proprietario vive con la paura che possa accadere di nuovo. Si è tutti agitati, anche a me non riesco più a dormire, non sono più tranquillo come prima per il momento. Servizio di Nicola Marcato, oggi in regia Tony Esposito e Tommaso Migotta. Andiamo in diretta adesso per il maltempo, vediamo uno dei tanti titoli che hanno pubblicato i giornali locali. Maltempo, flagellata la bassa veronese, allagamenti e alberi sui binari, salvate 2 persone in un furgone bloccato nell'acqua, treni in ritardo e cancellazioni nel Trevigiano, un po' tutto il Veneto coinvolto, ma soprattutto danni nel Padovano, nel Veronese, nel Bellunese. Andiamo in diretta a Legnaro da Federico Fusetti con Federico Cibotto per la parte tecnica. A te Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, ringrazio già Mattia Donolato, imprenditore di questa concessionaria di auto, che ringraziamo perché sono ore, immagino, febbrili. Già Federico Cibotto vi mostra i danni che ha avuto questa attività. Quindi sì, Bassa Veronese, Bovolone in particolare, alberi caduti, decine di interventi dei vigili del fuoco, altre decine di interventi ancora da effettuare, poi linea ferroviaria tra Verona, tra il Veronese e il Padovano, anzi il Vicentino per la precisione, con grosse difficoltà, la provincia di Padova, Treviso come dicevi, Belluno con alberi caduti, alberi secolari caduti in centro storico e 2 persone salvate in un furgone. Noi però siamo a Legnaro perché questa azienda, questa attività ha avuto dei danni veramente gravi e li vedete all'esterno e anche all'interno questa notte però sono già arrivate tanti messaggi di solidarietà a voi, al sindaco con cui abbiamo parlato prima, siete un riferimento per il territorio, ma adesso non so se anche le ferie siano a rischio perché c'è da sistemare e non potete chiudere. No. Come si è accorto di quello che è accaduto? Questa notte verso le 3:30 il nostro bassottino ha iniziato ad abbaiare perché vedeva i lampi. Ho guardato le telecamere perché non era un temporale che ci aspettavamo, nonostante comunque ci prepariamo sempre per proteggerci. E abbiamo visto in diretta proprio verso le 4:10 del mattino un fortissimo temporale che ha scoperchiato il tetto. Ci rimbocchiamo le maniche e ritorniamo su, siamo aperti, chiuderemo per le ferie ma saremo qui a lavorare comunque, ma lo facciamo, sì. Una cosa mai successa? No, una cosa così non è mai successa, non ho memoria di una cosa così, ecco, no. E voi ogni sera portate le auto all'interno proprio per proteggerle, insomma sì, avete salvato probabilmente anche le automobili? Sì, le auto sono a posto, è un lavoro che facciamo sempre proprio, portiamo dentro e fuori le vetture. Però onestamente una cosa del genere era un po' imprevedibile. Sì. Tra l'altro anche tempi un po' più lunghi per sistemare, perché sentivo prima, parlava con gli elettricisti, sì. L'azienda che dovrà riparare il tetto, non tutti sono disponibilissimi in queste ore. Noi qua abbiamo elettricità, però alcune case nel paese al momento non ce l'hanno e sì, si sta prodigando tutti quanti anche proprio con la solidarietà
sistemare le cose il più velocemente possibile. Grazie a Mattia Donolato, in bocca al lupo. Direttore, ecco, come dicevo, insomma, decine di interventi dei Vigili del Fuoco ancora da effettuare anche in questa zona. Si fa fatica anche a comunicare con i Vigili del Fuoco proprio perché sono molto impegnati e l'allerta giallo continua, possibilità di temporali anche nelle prossime ore. Grazie Federico Fusetti e Federico Cibotto. Vediamo delle immagini della 51 Alemagna, vedete completamente allagata nei pressi di Pian di Vedoia, ha piovuto tantissimo anche nel Bellunese. Prima di partire per il weekend conviene sentire qual è la condizione delle strade, quelle più trafficate per il fine settimana. Il paradosso dei cambiamenti climatici è che da un lato ci sono piogge intensissime, interventi chirurgici del maltempo che si abbatte su alcune zone, fa grossi danni e quindi precipitazioni momentaneamente molto intense e poi per il resto del tempo, come sta accadendo adesso, caldo tropicale, temperature altissime e la siccità con i fiumi in secca. Vediamo nell'area bassanese andiamo da Monica Smiderle. Siamo sul ponte tra Tezze sul Brenta e Friola per documentare la situazione del fiume Brenta. In questo punto, come potete vedere, non c'è un filo d'acqua. Le immagini, più di tante parole, raccontano la grave crisi idrica che sta attraversando il Veneto. I principali fiumi della regione registrano portate drammaticamente al di sotto delle medie pluriennali, come nel caso dell'Adige, arrivato a meno 70%, o il meno 69% del Bacchiglione. Anche il Brenta soffre, ridotto ad una distesa di sassi e ghiaia bianca. A nord, a Bassano, all'altezza di Barzizza, l'ARPAV registra portate che vanno dai 25 ai 30-32 metri cubi al secondo, quando la portata minima per garantire ambiente e agricoltura è di 44 metri cubi al secondo. La situazione è molto critica, attualmente stiamo svasando la diga del Corlo con gli ultimi milioni di metri cubi a disposizione, per cui è una situazione molto difficile. Sta finendo anche l'acqua a disposizione nella diga del Corlo, ovvero il 50% della capienza del bacino, 20 milioni di metri cubi d'acqua dei 40 totali. Ancora qualche giorno e poi la preziosa risorsa idrica che arriva da Arsier sarà terminata. Noi abbiamo la possibilità di svasare, come si sa, il 50%, lo termineremo tra domenica e lunedì, dopodiché vedremo cosa succede. Servono altri 5-6 milioni di metri cubi d'acqua per arrivare a fine mese e salvare le colture. Già domani, forse lunedì, potrebbe arrivare la risposta della Regione Veneto. Facciamo richiesta alla Regione per avere un'ulteriore percentuale in più di svaso. Se questo non venisse concesso, non ci fosse la possibilità, dovremmo intervenire chiudendo alcune rami principali, di conseguenza difficilmente si riuscirà a irrigare ancora. E ondata di maltempo, vi dicevamo, anche nel Bellunese. Vediamo le immagini dei danni provocati da un fortissimo vento. Qui siamo praticamente, ecco, sono immagini molto brevi, alberi sradicati proprio nel cuore della città. Nel giorno del picco dell'ondata di calore, con Treviso, città più calda del Veneto, è arrivato l'appello di Piave Servizi a non sprecare l'acqua potabile. Vediamo. Con il termometro che oggi ha toccato i 38,9 è Treviso, la città più calda del Veneto, in questa giornata che vede raggiunto il picco della quarta ondata di calore, ma secondo i dati ARPAV, se si considera la combinazione temperatura più umidità, la massima percepita nel capoluogo della Marca è stata di 47,9, ancor peggio è andata ai comuni padovani di Masi e Galzignano con una massima percepita di 48,6 ed in questa situazione di caldo torrido preoccupa la siccità. Piave Servizi, che gestisce il servizio idrico nei comuni di Sinistra Piave, continua a garantire la regolarità dell'erogazione, ma invita tutti i cittadini a non sprecare questa risorsa adottando una serie di comportamenti virtuosi. Il fatto che il servizio venga garantito in maniera ottimale
non vuol dire che non ci debba essere estrema attenzione da parte di tutti ad evitare gli sprechi della risorsa idrica, perché anche un solo litro può servire, soprattutto potrà servire in futuro, e quindi l'appello mio è quello a non utilizzare l'acqua potabile per irrigare i giardini, per irrigare le colture, per lavare la macchina e per tutti quegli utilizzi che non sono conformi. Non riempire piscine o vasche ornamentali, raccogliere e riutilizzare il più possibile l'acqua potabile, ad esempio quella del lavaggio di frutta e verdura, può essere reimpiegata per bagnare i fiori. Un servizio idrico che sia resiliente passa attraverso una responsabilità che è collettiva, perché l'acqua è di tutti e quindi anche la responsabilità sul corretto utilizzo deve essere di tutti. Ricordiamoci sempre che quando apriamo il rubinetto di casa, quella che facciamo scorrere è un'acqua che è acqua da bere, non è solo acqua da lavarsi. Allora vediamo ancora le foto di Belluno, di quanto è accaduto a Belluno. Davvero, vedete, proprio nel cuore della città, alberi abbattuti che adesso devono essere ovviamente tolti dalla piazza, e vedete davvero causato tutto questo da un vento fortissimo, anche danni ai tetti degli edifici circostanti vicino a questi abbaini, proprio nel cuore della città di Belluno. Ancora passiamo invece alla cronaca, in questo caso alla morte di un operaio di 35 anni che è stato lasciato morire perché lavorava in nero. 6 persone sono state iscritte nel registro degli indagati anche per omissione di soccorso. Stava lavorando in un'azienda edile padovana di imprenditori romeni, ma secondo gli accertamenti non era in regola. E così, quando il 35enne moldavo, da poche ore in Italia, il suo primo giorno di lavoro, ha avuto un malore nel cantiere, i soccorsi non sarebbero stati allertati subito, ma addirittura un paio d'ore dopo, quando ormai non c'era più nulla da fare. E così la procura ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata. L'intervento del SUEM e dei carabinieri a Saonara lungo il tragitto verso l'ospedale, con i sanitari che hanno cercato di rianimare a lungo il 35enne senza successo. Ora l'indagine cercherà di far luce sui lati oscuri della vicenda, a partire dall'orario esatto del malore, che potrebbe essere avvenuto alle 14, orario in cui un'ordinanza della Regione Veneto vieta il lavoro in condizioni difficili per caldo e umidità. Va accertata dunque l'ora precisa e la causa della morte, che potrebbe essere indipendente dal caldo o invece causata proprio dalle temperature estreme. E potrebbe essere questa la causa del decesso di questo operaio 35enne, il caldo che dicevamo provoca una emergenza siccità senza precedenti. Andiamo da Nancy Galdi e da Renzo Rigon per la parte tecnica, vediamo qual è la situazione della Brenta. A te, Nancy. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo a Valstagna, il tema è proprio questo, la siccità, questa grave crisi idrica che sta interessando tutto il Veneto. Anche il Brenta è in condizioni critiche, in questo punto dove ci troviamo in realtà di acqua ce n'è, ma solo perché non vengono effettuati prelievi. In gran parte del resto del corso d'acqua invece il letto del fiume è ormai quasi completamente asciutto. Adesso ci spiegherà comunque meglio la situazione Ivan Pontarollo, qui alla mia sinistra, canoista ed esperto conoscitore del Brenta, che ci ha raggiunto appunto in canoa. Ecco, temperature estreme, assenza di pioggia, la siccità è una vera e propria emergenza. C'è un'emergenza, diciamo, più per l'agricoltura, perché qui in questo tratto non abbiamo grossi prelievi per l'agricoltura, abbiamo quelli idroelettrici, abbiamo 6 centrali, però questo tratto di 6 km da San Gaetano di Valstagna fino a Campolongo Solagna è la portata naturale del fiume. Chiaramente noi abbiamo il vantaggio anche dell'immissione dell'acqua che serve per l'agricoltura in pianura, che è quella dettata dal lago del Corlo, il bacino del lago del Corlo, che serve dal punto di vista idroelettrico, ma che serve anche il consorzio di bonifica in questo periodo per l'agricoltura. Dunque questo tratto di fiume, pur essendo al limite della navigabilità, è comunque un tratto divertente e sicuro, e tantissimi turisti in questo periodo vengono da noi a fare l'attività.
E anche rispetto agli anni scorsi, che quadro ci può descrivere della situazione del fiume? Dicevo proprio prima, e ho portato anche un libro oggi, La fabbrica dell'acqua. In questo territorio abbiamo la fortuna di avere un sistema carsico molto grande, che è quello del massiccio del Grappa e dell'altopiano di Asiago, che sono milioni e milioni di metri cubi di roccia e di grotte all'interno, con tutte queste cavità, con la temperatura, l'umidità vicino al 100%, e questo crea comunque un gocciolio, un stillicidio quotidiano. E anche nel 2003, quando abbiamo avuto un anno senza piovosità, abbiamo sempre avuto le risorgive carsiche, difatti che avevano una buona portata d'acqua. Infatti sia l'Università di Padova ha quantificato la risorgiva delle grotte di Oliero, che può dar da bere a metà Veneto, e ETRA già attenzionata i fontanazzi di Solagna per un prelievo di 200 litri al secondo, perché serviranno per l'approvvigionamento delle nostre fabbisogno idrico futuro. Ecco, però da oggi, visto la situazione, quali sono i punti del fiume Brenta dove le condizioni sono più critiche? Più critiche sono a nord di San Gaetano, verso Cavalli, Collicello e Primolano, e sotto la diga di Solagna di Campolongo. Sotto la diga di Campolongo, chiaramente fino a Bassano, dove c'è il rilascio della centrale di Mignano, abbiamo questi tratti che sono fortemente in siccità, anche perché chiaramente non possiamo dimenticare la fauna ittica, ne soffre tantissimo, perché ci sono queste secche che permette anche difficile alla vita della fauna ittica. Noi abbiamo anche un vantaggio in valle, che i nostri nonni avevano una raccolta di acqua in ogni abitazione per le coltivazioni del tabacco, e abbiamo dei pozzi autonomi di raccolta d'acqua dell'acqua piovana che ci servono anche da riserva, sia per i nostri orti, per i nostri campi o per i nostri giardini, ma anche in futuro potrà servire con una dovuta depurazione anche per il nostro fabbisogno idrico. Il Consorzio di Bonifica Brenta prevede almeno altri 10 giorni di siccità. Quali sono i rischi se la situazione dovesse prolungarsi? I rischi sono dettati dal bacino del lago del Corlo, secondo me, che quello è la riserva per la nostra agricoltura da Bassano in giù. Sicuramente sarà una stagione anticipata nelle raccolte e molto difficile per la nostra produzione agricola. Grazie a Ivan Pontarollo e a Renzo Rigona alla parte tecnica. Direttore, per il momento qui da Valsagna è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie molte. Vediamo da Francesco Rattai di capire qual è la situazione della Brenta nella zona di Limena. Sentiamo. Ecco, stiamo letteralmente sul fiume Brenta, siamo sullo sbarramento di Limena e la situazione la potete vedere voi con i vostri occhi. La situazione è molto critica, per la verità la nostra competenza termina nel 50% della capacità di svaso della diga del Corlo, termina domenica, abbiamo esaurito il 50%, il Brenta di suo comunque rilascia poca acqua e di conseguenza abbiamo iniziato tutta una serie di tornazioni pesanti per l'irrigazione. La situazione è grave, lo dimostrano anche queste immagini del Brenta a Limena, solitamente impetuoso, ora trasformato in una distesa di sassi. L'acqua del fiume c'è solo fino a domenica, quando sarà chiuso l'invaso del Corlo. Il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta è preoccupato perché le precipitazioni importanti non arriveranno prima di 10 giorni. Io mi auguro che, come dicono, dopo il 17 cambierà e inizierà a arrivare la pioggia. Me lo auguro tanto, perché effettivamente è una situazione molto critica, anche se tutto sommato, guardando le altre aree, noi siamo anche un po' più fortunati. Il riferimento è chiaramente all'Adige, che ha ridotto la sua portata del 70% e che vede risalire sempre di più dal mare il cuneo salino. La situazione resta preoccupante in tutta la regione, quindi lo spettro è quello del 2022, anche se quest'anno la stagione calda era partita in maniera migliore, con accumuli superiori rispetto a 4 anni fa. Siamo partiti da una situazione più favorevole, che avevamo il bacino del Corlo a regime massimo, di conseguenza abbiamo avuto la possibilità di utilizzare, pur razionando l'acqua, però non deve più aspettare il tempo di prendere delle decisioni importanti nel territorio e mettere in atto delle azioni anche veloci.
Ecco, di cosa ci sarebbe bisogno per evitare tutto questo? Ma c'è bisogno di più azioni in versi diversi, in direzioni diverse, tipo ricarica della falda per dare più acqua alle risorgive, lo sghiaiamento, come ho detto, perché immagazziniamo più acqua, ma soprattutto fare una serie di bacini dislocati nel territorio da monte a valle per fermare quando arriva l'acqua e poterla utilizzare quando serve. Allora, ne abbiamo parlato ieri sera dei cambiamenti climatici a Focus, tra gli ospiti anche Tom Perry al secolo Antonio Peretti, che è un notissimo alpinista. Sentiamo cosa ha detto. Nel 2004, nel 2024 non ce n'è più neanche 1 centimetro. Questo per me è un grande segno. Poi questo l'ho trovato anche in Messico, in cima al vulcano più alto del Messico, il picco di Orizaba, a 6.000 metri. Nel 2001 sono morte persone praticamente congelate con 20 metri di ghiaccio. Quando sono salito io non ce n'era più neanche 1 centimetro. Poi naturalmente pensiamo alla Marmolada, pensiamo a quello che è successo pochi anni fa. Quindi io sono convintissimo che questi cambiamenti sono dovuti anche all'uomo, perché in questa velocizzazione che abbiamo noi, che abbiamo velocizzato la nostra vita, e tutto quello che abbiamo attorno, specialmente la cementificazione, così anche chiamiamola barbara, di questi ultimi 30 anni, sono sicuramente un esempio. Pensiamo, io dove vivo io nel mio paesino a Sovisso Colle, sì. Quando io guardavo giù in pianura, giù a Sovisso c'era una villa padronale, una chiesa e 4 casupole. Se guardiamo adesso cosa c'è sotto, ti viene veramente da strillare, perché ci sono una valanga di capannoni, ma non solo a Sovisso, dappertutto, specialmente nelle zone industriali. Questo porta su calore, poi le piazze, l'asfalto, gli aerei sopra, i campi magnetici, cioè tutto ha contribuito ad alzare le temperature. È logico che adesso cosa si può fare? La maggior parte delle persone si comprano una casa in montagna, quelle che hanno capacità e possibilità. È vero, gli altri stanno lì, anche dei prezzi montani, come si dice, a aspettare che questo clima impazzito, perché io ho 66 anni, voi posso giurare, penso anche voi, non ho mai visto delle temperature del genere. Oggi sono venuto qui e sudavo in macchina, sudavo questa notte a letto, si suda fuori, si suda dentro, col condizionatore. Di notte si arriva a 28 gradi nelle case con il condizionatore, quindi siamo arrivati a un clima che è impazzito veramente. Allora così Tom Perry ieri sera a Focus, Tom Perry detto anche l'alpinista scalzo. C'è un problema dovuto al caldo anche per le sagre, di notte temperature altissime la sera, quindi meno gente che va all'aperto e quindi le sagre che cercano di correre ai ripari. Vediamo cosa succede a Signoressa, dove ci sono per noi Elena Dal Forno e per la parte tecnica Cristian Rocche Allende. A te Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qui con Sergio Comin, che è presidente del gruppo Alpini Signoressa e che sentiremo tra un attimo. Ma proprio su questo tema di come il caldo ha impattato anche le sagre, che sono veramente il tessuto connettivo sociale della nostra regione, ce ne sono una in ogni paese, in ogni frazione vorrei dire, ma questo caldo chiaramente ha messo in crisi anche loro. Sentiamo il presidente di Umpli, Rino Furlan, che cosa ha detto e poi torniamo qui a vedere come a Signoressa si sono attrezzati. Ci sta mettendo un po' in difficoltà perché le temperature sono temperature fuori dal normale e quindi chi deve operare, parlo dei nostri volontari, è in difficoltà perché il caldo logicamente non fa bene. Nonostante tutto però i nostri ci sono e continuano a portare avanti le manifestazioni. Con queste temperature ci sono manifestazioni che vanno in difficoltà perché salta la corrente, i magnetotermici non sono in grado di tenere e in qualche caso poi la corrente non ritorna, per cui con difficoltà ad operare e con gente che logicamente se ne va. La gente invece che uscire si rintana con l'aria climatizzata e quindi non presenzia, non partecipa. Purtroppo il caldo è quello che fa da padrone in questo caso e quindi
non permette alla gente di esporsi, ma che è anche giusto e anche corretto, perché con questi caldi è facile anche lasciarci le penne. Eccoci tornati da Signoressa con Sergio Comin, invece andiamo a vedere proprio come qui si sono attrezzati, una cosa che hanno già cominciato l'anno scorso ma che quest'anno verrà veramente utile, cioè hanno messo un impianto di condizionamento, come vedete, con 2 pompe di calore all'esterno. Ecco, chiediamo proprio al signor Comin come è nata questa idea e come funziona. Certo, allora intanto questa qui è una sorpresa per me perché mi avete appena interpellato e quindi siamo venuti proprio per rispondere, ecco. Perché gli alpini di solito non vogliono apparire, vogliono sempre lavorare in silenzio con molta umidità. Quindi questa idea è nata proprio per agevolare i nostri amici, simpatizzanti e anche la comunità che condivide queste nostre iniziative con un ambiente, diciamo, bello, cioè non troppo accaldato ma giusto, perché questo effetto di queste ventilazioni che ci sono creano, diciamo, una circolarità dell'aria tra calda e fredda, una piccola ebbrezza che fa star bene tutti, quindi la gente viene qui, anzi le prenotazioni arrivano proprio per chiedere noi vogliamo stare di qua, vogliamo stare dall'altra parte, pure in mezzo al prato, ma lì si sta bene anche dentro perché è bello, e questa è veramente una gioia, perché così anziché essere sacrificati per andare a mangiare al caldo e si mangia anche male, qui insomma diciamo che c'è un'aspettativa positiva perché l'ambiente offre queste opportunità positive. Tra l'altro ci spiegava proprio che non chiuderanno, come vedete, questi portoni, come uno avrebbe potuto pensare, invece li terranno aperti proprio per mantenere un'apertura, una socialità, una convivialità che vuole essere condivisa. Ma nonostante questo la temperatura si abbasserà di circa 5-6 gradi. Certo, questa temperatura anche all'esterno, perché l'aria fredda che è più pesante viene verso il basso, il caldo va verso l'alto, crea un piccolo vortice, diciamo, a metà altezza, e questo qui, questa circolarità crea questa, come dicevo prima, un'ebbrezza che fa star bene proprio perché non è impattante, non è forte, non è gelida, ma è bello, cioè come dire siamo in primavera nonostante ci siano temperature veramente elevatissime. Queste cose, diciamo, le abbiamo pensate perché volevamo che ci fosse la gente, parecchia gente, a condividere questa nostra festa alpina. Festa alpina è bellissima, insomma, quindi una famiglia allargata. Questo è il nostro bel principio che vogliamo consolidare e riaffermare, non per retorica ma perché ci crediamo. Ecco, tra l'altro in questa sede saranno ospitate più di 600 persone, direttore, e tutto il ricavato poi verrà riutilizzato ovviamente per iniziative che loro fanno nella comunità. Sì, il ricavato serve anche per la manutenzione della struttura, per creare sicurezza, perché le normative sono sempre più stringenti, ma soprattutto anche dare, diciamo, un aiuto a diverse persone, nel mondo della scuola, per esempio, nel mondo, diciamo, giovanile, e anche creare, come per esempio abbiamo visto, diciamo, un monumento donato alla comunità della Montessori, un'altra iniziativa, ritratti alpini dalla Russia, monumento in Corten, abbiamo installato un'area qua vicino al tradotto, lungo 6 metri, alto 2 metri, che rappresenta la battaglia di Nikolajevka, diciamo, una nota che riprende, è stata riconosciuta la giornata del sacrificio degli alpini. Anche questo è stato fatto da noi proprio grazie ai volontari che sono qui presenti, che vengono a darci una mano, ma soprattutto la trasparenza che trasmettiamo, che adottiamo per quel ricavato che va verso questi indirizzi qua. Cioè, come dice, diciamo, la donazione verso il prossimo. Ecco, quindi il messaggio è che la signoressa, gli alpini e anche le persone non temono il caldo, quindi tutti alla festa alpina a partire da domani fino al giorno 20 agosto che terminerà. Bene direttore, io ti restituisco la linea e ovviamente speriamo che si abbassino le temperature. Grazie a Elena Dal Forno e a Cristian Rocche Allende. Vediamo ancora sul maltempo la prima pagina dell'Arena di Verona, violento temporale nella notte, alberi sui binari
e allagamenti, scoperchiati 2 tetti, disagi a Bovolone, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco solo nella zona di Verona e province. Come vi abbiamo detto, sono state colpite anche altre zone, quasi tutto il Veneto. Ancora la cronaca: stava tornando dal lavoro l'operaio 65enne colpito da un malore, ci si chiede se sia stato provocato dal caldo, mentre era alla guida della sua auto. Sentiamo Francesco Ratai. È morto a meno di 1 chilometro da casa, tornando dal lavoro verso mezzogiorno di ieri, Emanuele Locato, operaio 65enne. Probabilmente un malore mentre era alla guida del suo doblò. Per questo ha perso il controllo del mezzo lungo via San Donato a Civè di Correzzola, finendo la sua corsa su un muro. Nessun altro veicolo o pedone è rimasto coinvolto nello schianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, i sanitari del SUEM 118 e l'elisoccorso decollato da Padova. Ogni tentativo di soccorso però si è rivelato inutile e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo lavorava per una cooperativa che gestiva i servizi del comune di Arzergrande. Proprio il sindaco Filippo Lazzarin lo ricorda molto emozionato. Un gran lavoratore, sempre sorridente e disponibile, dice il primo cittadino. Poco prima che tornasse a casa gli avevo fatto i complimenti per come aveva curato il manto erboso. Una drammatica perdita per tutta la comunità. E non ce l'ha fatta il 17enne, rimasto gravemente ferito dopo un tuffo di testa in un tratto di Bassa Maria a Jesolo. Non ce l'ha fatta il 17enne di origine marocchina, residente a Trento, rimasto seriamente ferito a Jesolo dopo un tuffo in un tratto di Bassa Marea. Il giovane, che aveva sbattuto violentemente la testa sul fondale, si è spento all'ospedale di Mestre dopo 4 giorni di agonia. L'impatto col fondale aveva provocato un gravissimo trauma cervicale e un arresto cardiaco. Da sindaco, ma anche da genitore, a nome della città di Jesolo, esprimo la vicinanza e il cordoglio alla famiglia del giovane ragazzo. È sempre un dispiacere quando il nome della nostra città si associa a dei momenti di tragedia. Senza anticipare questioni che non è opportuno affrontare in questo momento, io l'unico ragionamento che vorrei condividere è che spero che episodi come questi rappresentino un ulteriore monito che noi cerchiamo sempre di diffondere, soprattutto nei più giovani, all'attenzione al divertimento. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica, poco prima delle 3. Il ragazzo era assieme a degli amici all'altezza della Torretta 17, nella zona di spiaggia che si trova vicino a Piazza Marconi. Ed erano stati proprio gli amici i primi a soccorrerlo e a chiedere aiuto quando le conseguenze del tuffo in una zona di bassa marea si erano manifestate in tutta la loro gravità. Dopo il ricovero a San Donà di Piave, il giovane era stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. A Jesolo è il momento del lutto, ma da sindaco, e considerando che vicende analoghe, magari fortunatamente con epiloghi meno gravi, si sono già verificate, Christopher De Zotti non può non lanciare un nuovo appello perché tragedie simili non avvengano più. Il divertimento ci sta, però sempre nei limiti e soprattutto nel rispetto dei divieti, che in questo caso non sono un vezzo, ma sono lì per un motivo molto preciso. L'acqua è molto bassa e quindi il divieto di tuffo serve a salvaguardare le vite umane, quindi non ha nessun senso sfidare la sorte e andare incontro a un destino che alle volte può essere tragico. Quindi invitiamo tutti i ragazzi, tutti i giovani che frequentano la città a porre massima attenzione ai divieti, ai limiti che vengono imposti, ripeto, per una ragione molto precisa. E la Nuova Venezia pubblica la foto del ragazzo morto a Jesolo. Voleva fare il barbiere, questo era il suo sogno, viveva a Trento e frequentava un istituto professionale. Il ricordo della preside che dice ci mancherà. E lotta tra la vita e la morte, il bambino di 3 anni sfuggito alla mamma e travolto da un'auto a Crocetta del Montello. Era sicuramente una situazione critica, un codice rosso a tutti gli effetti. Il tempismo di poter intervenire con la rianimazione cardiopolmonare ha sicuramente contribuito a mantenere alcuni parametri vitali fondamentali. È chiaro che sì, la situazione comunque era critica,
sin dall'inizio. Un bimbo di 3 anni che sfugge al controllo della mamma e viene investito da un'auto, sbalzato sull'asfalto, ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. Monica Bronca, coordinatrice infermieristica del pronto soccorso di Montebelluna, è la prima a soccorrerlo. Abita poco distante ed è corsa in strada dopo aver udito il tonfo. Sono corsa fuori, ho visto la situazione che chiaramente coinvolgeva un bambino e quindi mi sono attivata rapidamente applicando anche le mie conoscenze da professionista sanitaria. Sono le 21:30 ed il piccolo era appena uscito con mamma e sorella dal parco giochi tra via Boschieri e via Belvedere a Crocetta del Montello. In un attimo il dramma: dopo l'impatto con l'auto il bimbo è in arresto cardiaco. La dottoressa Bronca riesce a far ripartire il cuore e a fornire le indicazioni ai sanitari del 118. Tutto il quartiere si mobilita mentre l'infermiera effettua la rianimazione. Si è messa, però gli dicevo no Letta, non si sente il cuore. Io facevo con la pila, facevo la luce, il bambino era occhi aperti così, un po' di sangue dalla bocca. Poi secondo me questo è chiamato subito e dopo sono arrivati tutti. Sul posto arriva l'ambulanza da Montebelluna, poi l'elicottero che trasporta il bimbo in rianimazione a Padova. L'attivazione dei soccorsi, facendo arrivare tutti i mezzi più qualificati possibili e nel miglior tempo possibile, e l'attuazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare sicuramente ha contribuito a dare il massimo delle possibilità a questo bambino di poter superare, speriamo, la fase critica. Sul posto anche i carabinieri che ora conducono le indagini sull'incidente. Sotto shock pure il giovane conducente dell'auto che, sottoposto ad alcol test, è risultato negativo. La famiglia del bimbo, di origine straniera, risiede fuori regione ed è in Veneto per far visita ad alcuni parenti. Ora è tutta la comunità di Crocetta a sperare che il piccolo possa farcela. Spero veramente che ce la faccia. Penso di poter augurare ai genitori che subiscono una tragedia del genere tutta la forza che bisogna avere in questi momenti, e sento di ringraziare, perché ci pensavo ieri sera, ma veramente ringrazio chi ha prestato i primi soccorsi, perché ci vuole fermezza d'animo e anche capacità, abilità, quindi è bello pensare che in quel momento si è materializzata una persona che era in grado di farlo. E poi a tutti gli altri soccorsi veramente c'è stato un fronte unico di aiuto, e questo è importante per una comunità. Capita ai proprietari di cani di essere trascinati da cani spesso di grossa taglia che scattano all'improvviso, e succede spesso. Purtroppo è successo, le conseguenze sono state fatali per un 42enne cinese che è stato trascinato improvvisamente in mezzo alla strada dal cane, che è stato travolto da una macchina a Istrana. Strattonato dal cane mentre lo portava a passeggio al guinzaglio lungo la Castellana, all'altezza dell'incrocio con Via Verdi, è caduto sulla carreggiata stradale venendo investito da un'auto che transitava in quel momento. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello un 42enne di origini cinesi che poco prima delle 9:30 del mattino a Istrana è rimasto vittima dello sfortunato incidente. A passeggio col suo cane lungo il marciapiede è stato sorpreso da un improvviso scatto dell'animale. Cadendo è stato urtato dall'auto di passaggio, una Fiat Punto. Il conducente, un 74enne del posto, non ha potuto evitare l'impatto. Le condizioni dell'uomo sono immediatamente apparse molto serie per il violento colpo ricevuto alla testa. È stato soccorso prima dall'equipaggio dell'ambulanza del SUAM 118 e quindi trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale, dove si trova ricoverato con un forte trauma cranico. Sul posto la polizia stradale, che oltre ai rilievi ha dovuto gestire code e incolonnamenti. Servizio di Lina Paronetto, una notizia del tutto particolare che ha dato un ragazzo, Andrea, che si è fatto riprendere, si è postato sullo sfondo del lago di Misurina invitando tutti al suo funerale. Anzi, raccomanda, siate puntuali. E ha commosso questa storia nel bellunese il messaggio social di Andrea De Filippo, 52enne albergatore titolare con la famiglia dell'Hotel Juventus ad Aurora
Auronzo di Cadore, scomparso dopo una lunga battaglia contro l'ASLA. Il post lo ha dettato lui stesso negli ultimi giorni di malattia, confermando tra l'altro di voler donare gli organi, così come è accaduto. Cari amici, aveva scritto, oggi è stato un giorno speciale, il mio ultimo desiderio si è realizzato, ho potuto donare una parte di me e offrire così una nuova speranza, una seconda vita ad altre persone. Adesso, scriveva Andrea, il mio cammino continua altrove. Non siate tristi per me, sono sereno, sono in pace, sono felice, lo sono davvero. Se vorrete accompagnarmi ancora una volta, ci vediamo sabato per un ultimo saluto terreno. Arrivate puntuali, mi raccomando, lassù mi aspettano già. Siate felici, io lo sono. I funerali si terranno alle 14.30 domani alle 14.30 ad Auronzo, davvero una storia toccante. La cronaca nera ha violato il divieto di avvicinarsi all'ex compagna e alla figlia. La polizia ha arrestato a Padova un 44enne di origine filippina. Era stato raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento all'ex compagna e alla figlia di 10 anni, oltre che dal divieto di dimora nel comune di Padova, su disposizione della procura per ripetuti casi di maltrattamenti e violenza domestica. Nonostante questo, un 44enne di origine filippina ha violato il provvedimento e nel pomeriggio di ieri è stato arrestato dagli agenti delle volanti. L'uomo era riuscito a entrare in casa la mattina facendosi aprire a forza di calci e pugni dall'amica a cui l'ex compagna aveva affidato la figlia in sua assenza. Al suo rientro nell'appartamento la donna, capito che in casa c'era l'ex, ha subito chiamato la polizia. Entrati, gli agenti delle volanti hanno identificato l'uomo e lo hanno arrestato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, quello di ieri rappresenta l'ultimo episodio di una lunga serie di comportamenti violenti e persecutori nei confronti dell'ex compagna. Nel tempo la vicenda aveva già richiesto numerosi interventi della polizia, con denunce, arresti, misure cautelari sempre più restrittive e anche periodi di custodia cautelare in carcere che non sono però bastati a interrompere definitivamente la condotta dell'uomo. Di Chiara Gaiani, adesso vediamo le solite truffe agli anziani con la tecnica, in questo caso del finto carabiniere. La Polizia di Stato ha arrestato 2 persone, gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione. 2 persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di essere responsabili di truffe ai danni di anziani messe in atto con la tecnica del finto carabiniere. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al 113 che segnalava un tentativo di truffa in atto. Si sono recati nell'abitazione dove hanno individuato 2 soggetti. Il primo che usciva dall'abitazione mentre all'interno provenivano delle urla, mentre il secondo, presunto complice, in attesa a bordo di un'auto. Entrambi sono stati controllati. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che il tentativo di truffa non era andato a buon fine perché la vittima si era resa conto dell'inganno, costringendo il malvivente alla fuga. La perquisizione personale dei 2 del veicolo ha permesso di trovare diversi monili in oro, risultati provento di una precedente truffa consumata poco prima ai danni di un'anziana. I 2 arrestati sono stati portati in carcere su disposizione del pubblico ministero della Procura di Vicenza in attesa dell'udienza di convalida. Servizio di Luisa Bertini, una vacanza da incubo nell'isola greca di Kos per 3 giovani ventenni, trevigiani di Farra di Soligo e Moriago della Battaglia, aggrediti e rapinati da 6 ragazzi olandesi nella zona del porto turistico la notte tra il 1° e il 2 agosto. Tutto è iniziato dal furto di una bicicletta che i 3 avevano noleggiato. Accortisi di questo, uno di loro ha inseguito i ladri, ma è stato a sua volta circondato e picchiato assieme ai suoi amici e costretto a prelevare 150 euro da un bancomat. La polizia greca ha fortunatamente individuato i 6 responsabili, denunciandoli e recuperando la refurtiva. Un nuovo incendio a Porto Marghera, ma questa volta si è trattato di un camion alimentato a gas naturale compresso che ha preso fuoco dopo essere finito contro un muro in via della Geologia. Le fiamme sono state domate rapidamente dai vigili del fuoco di Mestre.
Ancora fiamme a Porto Marghera. Nelle prime ore del mattino una nuova colonna di fumo si è alzata questa volta da Via della Geologia proprio nei giorni in cui l'attenzione della Procura di Venezia si concentra sul fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di incendio colposo, al momento senza indagati, per i 2 roghi di cumuli ferrosi divampati all'interno di un terminal portuale, il primo giovedì 30, il secondo di dimensioni più consistenti venerdì 31. 2 episodi comunque totalmente scollegati con questo terzo incendio, rapidamente circoscritto e posto sotto controllo dai vigili del fuoco di Mestre, scoppiato per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante alimentato a gas naturale compresso. L'incendio non ha peraltro interessato le 8 bombole di metano che si trovavano dentro al camion, che non hanno riportato danni. Secondo una prima ricostruzione, l'autista ha perso il controllo del mezzo mentre si apprestava a scaricare un carico di carta presso un'azienda di riciclo. Dopo aver sbandato, il tir ha impattato contro un muro e il trattore stradale ha preso fuoco. L'autista è stato soccorso dal personale del SUEM 118 e trasferito in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per le operazioni di travaso del metano gassoso contenuto nelle 8 bombole e di messa in sicurezza del mezzo è intervenuto il nucleo nucleare biologico, chimico e radiologico regionale di Mestre, vista la presenza di una condotta di gas metano sotto l'area interessata dall'incidente. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di competenza. Servizio di Filippo Fois, cronaca sindacale, l'avvertenza idro con un nuovo incontro al tavolo ministeriale sul futuro della storica fonderia di Feltre. La trattativa è ancora aperta, l'azienda si è formalmente impegnata a non assumere alcun atto unilaterale per tutto il mese di agosto. Il punto fermo che FIOM e FIM aspettavano, ma che non basta. Al Ministero i sindacati hanno ribadito con fermezza che la tutela dell'occupazione e la continuità produttiva non sono negoziabili. Oggi al tavolo ministeriale, oltre alla CGIL e alla CISL, anche la Regione con la sua unità di crisi, il Comune di Feltre e la Provincia, tutti decisi a difendere il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il prossimo incontro, annunciato dal Ministero, sarà fissato per i primi giorni di settembre. Prima della pubblicità un'altra notizia dalle pagine del Gazzettino: un'altra vittima è morto in spiaggia sottomarina, recuperato in mare. Bagnini e sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Tommaso Migotta, tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, Adriano Cappellari, giovane cronista di Enego che aveva inscenato un attentato ai suoi danni, è disposto a parlare con gli inquirenti, a confessare quanto ha fatto, a spiegare le ragioni e i motivi di questo gesto sconcertante. Sentiamo le ultime da Vanessa Banzato. Si svolge oggi pomeriggio alle 14:30 nel Tribunale di Vicenza l'interrogatorio di Adriano Cappellari, il cronista di Enego accusato di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato, per essere stato l'autore delle false lettere minatorie che tra l'altro hanno visto anche il coinvolgimento della Premier Giorgia Meloni e di Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra, oltre che dell'attentato incendiario che avvenne davanti alla sua abitazione di Enego. Il giovane cronista sarà accompagnato dall'avvocato difensore Roberto Rigoni Stern e davanti al giudice andrà a chiarire la sua posizione. L'obiettivo resta quello di un percorso di giustizia riparativa per andare a recuperare il ragazzo nell'ottica dello spirito della Costituzione. La giustizia riparativa infatti non cancella il reato e non va neanche a sostituire il processo, ma andrebbe ad offrire a Cappellari appunto un percorso di riabilitazione parallelo fondato sull'assunzione di responsabilità, sul dialogo e sulla ricomposizione del danno che è stato provocato alla comunità. Potrebbe rappresentare infatti per il giovane cronista l'occasione per il processo di ricostituzione della sua fiducia. Intanto è possibile che al termine dell'interrogatorio l'avvocato Roberto Rigoni Stern andrà a convocare una conferenza stampa nel suo studio
di Vicenza assieme al suo assistito, e sarà proprio in quell'occasione che Adriano Cappellari andrà a spiegare ai cronisti e alle croniste il perché di questo suo gesto. Grazie Vanessa Manzatto. E l'intervista esclusiva di Chiara Gaiani a Flavio Contini, il serenissimo dell'assalto al campanile di San Marco, che ha incontrato a Canale di Scodosia e che ha ironizzato, continua a ironizzato sulla condanna che gli è stata inflitta, cioè ai servizi sociali per i prossimi anni nel coro di una struttura per anziani. Sentiamo. Beh, una cosa ridicola è come se vediamo, se analizziamo le cose che ci circolano intorno in questi ultimi tempi, insomma, no, i vari casi, anche se diversi, ma la giustizia italiana è veramente, come dire, ridicola, per dir poco, ridicola. Ma non per il fatto mio personale, ci hanno condannati perché avevamo fabbricato il cannoncino sul secondo tanco, no? E paradossalmente, prima di fare questo processo ci hanno dato indietro il carro armato, pensi un po', e il cannoncino non l'avevamo fatto ancora. C'è un paradosso proprio, ma fa niente, dai. Ci riceve nel salottino della sua abitazione di Casale di Scodosia. Sono impegnato, ma accetta di parlare Flavio Contin, uno dei capi del Comando Serenissimo che il 9 maggio 1997 tentò di liberare, come dice lui, con il tanco Marcantonio Bragadin, piazza San Marco. La foto di quel giorno è appesa alle sue spalle. Beh, non può essere descrivibile. Quel giorno eravamo, come dire, settimo cielo, per dire, ecco. Siccome che era un qualcosa di programmato da anni, eravamo preparati a affrontare questa situazione, anche perché noi non siamo andati a occupare Piazza San Marco, ma siamo andati a liberare Piazza San Marco in nome della Repubblica Veneta, perché erano i 200 anni della caduta della Repubblica Veneta. La Serenissima non è mai caduta per noi, c'è sempre la Serenissima, perché c'è nella mente di tutti i veneti. Storicamente noi abbiamo una storia invidiabile, siamo una nazione storica d'Europa, il Veneto è una nazione storica d'Europa. Ha la fierezza negli occhi, il duro lavoro nelle mani. Nella rimessa, accanto alla sua abitazione, riposano i 2 tanco. Questo è Sebastiano Venier, il tanco che i Serenissimi stavano progettando nel 2014. Accanto Marcantonio Bragadin, il tanco di Piazza San Marco, riscattato all'asta per 6.600 euro nel 2006, figlio della terra veneta e della Serenissima Flavio Contin. La cosa più imminente del Veneto servirebbe il Veneto, che i veneti si svegliassero un po'. Purtroppo sono sempre al servizio non solo di Roma ma anche di Milano. Questo mi sta ancora più sullo stomaco quando sono al servizio di Milano più che a Roma. Molto critico anche sul percorso della legge sull'autonomia, in particolare nei confronti del ministro Calderoli e dell'ex governatore Zaia. Dopo 8 anni che c'è stato il referendum, non abbiamo ancora raccolto niente di niente. A cominciare il responsabile numero 1 ritengo che sia Zaia, perché anche lui parlava di indipendentismo 7 anni fa e con accenti anche piuttosto pesanti, però non ha fatto niente. La condanna definitiva per il tentato blitz del 2014 è stata trasformata in 32 mesi di servizi sociali che svolgerà nel suo comune. Ne sta parlando con il sindaco Marcello Marchioro, ma su alcuni punti è chiaro. Non so neanche che cosa potrei fare alla mia età, nel senso che ovviamente se ci fosse a fare qualcosa inerente alla mia ex attività, perché ora sono in pensione, facevo gli impianti elettrici, ma però se, tanto per fare un esempio un po' ridicolo, no? Se mi mettono a fare il nonno vigile quella paletta mi rifiuto decisamente, non mi metto, certo, mi metto in piazza a fare il vigile, il nonno vigile quella paletta, questo è poco ma sicuro. E sentiamo anche il sindaco di Canale di Scodosia
che parla di questa condanna e dice che è pronto a costruire un progetto pensato proprio per Contin. 32 mesi di servizio sociale che saranno impiegati in un progetto pensato per lui. Dà ampie rassicurazioni a Flavio Contini, il sindaco di Casale di Scodozia, Marcello Marchioro. Per rispettare anche l'età di Flavio Contini, che rispettiamo naturalmente sia come persona ma anche come una persona fragile visto l'età, e daremo la massima disponibilità naturalmente con un'associazione, gli faremo sicuramente un progetto che vada bene per la sua età, in maniera che passi anche questa condanna. Ha 83 anni Flavio Contini, ma è pronto a lavorare e soprattutto a mettere una parola fine a un iter giudiziario avviato nel 2014. Molto attivo nel comune, Flavio Contini è impegnato in associazioni del territorio. Marcello Marchioro, che lo conosce bene, aspetta solo che l'iter burocratico dia avvio al progetto di affidamento ai servizi sociali. Intanto allarga lo sguardo ai lunghi tempi della giustizia. È un po' discutibile, però va bene, l'importante è che sia finita anche per lui, ma anche per Casale di Scodozia questa vicenda. Sono passati tanti anni, magari se si faceva anche prima era meglio, però l'importante è che sia finita anche per Flavio, che si è tolto un peso, e anche per Casale di Scodozia. Allora vediamo la politica a provincia di Vicenza. 70 sindaci firmano per la Casa dei Comuni e il progetto dell'asse Finco-Possamai prende il volo. Dalla A di Agugliaro alla Z di Zugliano, 75 sindaci entrano nella Casa dei Comuni, perché la provincia è prima di tutto proprio la Casa dei Comuni. C'è scritto nero su bianco nella lettera condivisa da 75 amministrazioni del Vicentino che sposano la linea varata dal primo cittadino di Bassano, Nicola Finco, a braccetto con quello del capoluogo berico Giacomo Possamai. A queste firme vanno aggiunte le 9 firme dei sindaci dei comuni sopra i 15.000 abitanti, il che rappresenta una copertura piuttosto importante del territorio provinciale. Alla faccia di chi accusava Finco e Possamai di aver varato la Casa dei Comuni senza coinvolgere i sindaci dei piccoli e medi municipi. Il tema è quello già visto e sentito molte volte di recente, ovvero che sì, piccolo sarà anche bello, ma il piccolo da solo non può più affrontare sfide come la manutenzione della rete viaria, la sicurezza degli edifici scolastici, la difesa del suolo, la pianificazione territoriale, l'ambiente e la mobilità. In quest'ottica la provincia resta un livello istituzionale indispensabile e viene vista dai 75, più 9, ricordiamolo, come un luogo in cui costruire quello che i singoli non possono fare, in modo indipendente dalla politica, dalle bandiere, dai simboli di partito. Non chiediamo a nessuno di rinunciare alla propria identità, scrivono i 75 sindaci firmatari. Crediamo, al contrario, che il pluralismo trovi il suo valore più alto quando diventa capacità di collaborazione istituzionale. Fin qui tutto bene, resta da capire come si svilupperà ora lo scontro tra Fratelli d'Italia e la cordata di Lega, PD e alleati, visto che le bordate sulla provincia non sono mancate di recente. E allora forse la casa si trasformerà in un fortino dei comuni. Servizio di Ferdinando Garavello, e vediamo il movimento politico Futuro Nazionale del generale Vannacci, che ha raggiunto nella provincia di Vicenza quota 2000 tessere, ad annunciarlo Gio Formaggio durante l'evento del risotto anticomunista. Sentiamo. Un grandissimo futuro nazionale per la provincia di Vicenza. Passati i 2000 iscritti, con un mese d'anticipo dopo la promessa fatta al generale, quindi abbiamo guadagnato un mese, abbiamo superato i 2000 iscritti, più di 50 comitati, e la regione Veneto prima in assoluto in Italia, la provincia di Vicenza al top. Il risotto anticomunista al Tartufo Nero dei Colli Berici diventa occasione per festeggiare le oltre 2000 tessere raggiunte dal partito di Vannacci in provincia di Vicenza. Replica anche quest'anno l'iniziativa ideata da Gio Formaggio, allora consigliere regionale di Fratelli d'Italia, prima del suo passaggio a Futuro Nazionale, e nata come provocazione e risposta alla pastasciutta antifascista, serata a cui ha partecipato il coordinatore regionale di Futuro Nazionale Guido Giacometti. Come sempre il Veneto è traino, e anche in questo caso. E questa sera siamo ospiti del grande Gio, che celebra una liturgia. È come ripercorrere le promesse del nostro battesimo,
noi questa sera facciamo, ravvidiamo la nostra promessa di essere anticomunisti per la vita. E questa è una precondizione, un prerequisito poi per aderire chiaramente al movimento del grande generale Vannacci. A Valdagno il sindaco ascolta i cittadini davanti a un buon caffè con una formula singolare, un'iniziativa avviata da più di un mese che ha già raccolto parecchie adesioni con una cinquantina di cittadini che hanno portato le problematiche del territorio ma anche proposte da poter mettere in campo. Luisa Bertini. Una cinquantina i cittadini incontrati da un mese e mezzo a questa parte per l'iniziativa messa in campo dal sindaco di Valdagno, Un caffè con il sindaco, in cui è il sindaco ad incontrare i cittadini con una formula singolare. Problema o soluzione? Se porti una soluzione praticabile, il caffè lo offre il sindaco. Se porti un problema, lasci un caffè sospeso per chi ne ha bisogno. Idea nata in campagna elettorale, è partita da un mese e mezzo. Inizialmente prevedeva un appuntamento ogni giovedì al caffè in centro, ma viste le adesioni il progetto si è esteso anche ai quartieri. Il lunedì al caffè vicino Ponte dei Nori e il martedì a Novale. E allora davanti ad un caffè per 15 minuti a disposizione si espongono segnalazioni e soluzioni dalla viabilità ai quartieri alle iniziative di varia natura. Gran parte delle segnalazioni dei cittadini, cioè circa una quarantina, sono legate a segnalazioni di problematiche individuali o di quartiere o altri casi di problematiche. 8 sono le proposte a cui alcune abbiamo già dato applicazione, alcune veramente molto interessanti e molto utili. Per quanto riguarda la gestione delle problematiche ci stiamo organizzando perché, diciamo, al di là del quarto d'ora messo a disposizione di ogni cittadino in questi incontri, è il tema della gestione che richiede di essere un po' più organizzato. Quindi io per il momento sono molto soddisfatto, è un'attività che consiglio anche ai colleghi sindaci e spero che anche i cittadini siano dello stesso avviso. La nostra rubrica Io chiamo Rete Veneta, abbiamo mostrato le condizioni di via Cellini a Bassano del Grappa ed è arrivata subito la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero. È una segnalazione corretta, siamo andati a vedere appunto nello specifico, tra l'altro via Cellini è stato oggetto di recenti lavori proprio di miglioramento delle reti di acque meteoriche, la segnalazione è puntuale, ci sono molti aghi di pino, di un pino tra l'altro che ricade in proprietà privata, quindi provvederemo a segnalare ovviamente alla polizia locale il fatto che quel pino deve essere contenuto nella sua chioma, invece per quanto riguarda le caditoie provvederemo a una polizia. Teniamo conto che il comune di Bassano ha oltre 13.000 caditoie da controllare e manutentare. La segnalazione è stata presa in carico, è stata mandata ovviamente ad ETRA per uno spazzamento aggiuntivo, spazzamento che è dovuto appunto alla presenza di aghi di pino. La Regione ha approvato un pacchetto di provvedimenti per mettere ordine nel Far West delle fonti rinnovabili e a Rosà si torna a sperare sul fronte dell'agrivoltaico di Travettore. La Regione vara le aree di accelerazione per le rinnovabili e Rosà torna a sperare che il progetto di un maxi agrivoltaico Travettore finisca su un binario morto. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta Veneta ha approvato un pacchetto di provvedimenti per dare un nuovo impulso alle rinnovabili e soprattutto regolamentarle per evitare il Far West segnalato dai sindaci di mezza regione. La normativa prevede che gli impianti da rinnovabili siano considerati di pubblica utilità, indifferibili e addirittura urgenti perché di interesse pubblico. E vorremmo anche vedere con la sete di energia che ogni giorno attanaglia case, aziende, negozi e fabbriche. Ma c'è un ma, ed è un ma grande come una casa, perché si prevede anche una tutela dell'ambiente e della biodiversità, una salvaguardia, viene da dire, feroce del paesaggio e del patrimonio culturale e del settore agricolo. E quindi dove le mettiamo queste rinnovabili? Su impianti già esistenti, ad esempio, oppure su siti oggetto di bonifica, su cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate, su discariche esaurite, su impianti ferroviari e autostrade, sulle sponde della strada pedemontana veneta, su beni del demanio e immobili dello Stato in dismissione. Insomma, gli spazi ci sono e l'identikit di un sito da coprire di pannelli è decisamente lontano da quello di Travettore, dove, per dirla tutta, i cittadini sono al lavoro da mesi per tirare a lucido un'area verde che è stata concessa dal comune al comitato di quartiere e dove da decenni la gente va a camminare per riprendere fiato dopo una giornata frenetica.
Per non parlare dell'ambiente, della fauna selvatica, della criticità sollevata dal Consorzio di bonifica. Lo spazio di manovra forse c'è, almeno per chi sta seguendo da vicino la faccenda, ma il tempo corre e ottobre si avvicina, portando in dote la consegna da parte del privato delle controdeduzioni alle osservazioni sul progetto. Poi, quasi certamente, sarà troppo tardi e tanti saluti al Parco delle Rogge. Servizio di Ferdinando Garavello, adesso andiamo a Schio per lo stadio De Rigo che è stato sottoposto a un importante restyling in vista del campionato di Serie di Ivano Tolettini. Il calcio Schio che quest'anno è stato promosso dopo quasi 30 anni alla Serie D, alla Lega Nazionale Dilettanti. Per questo la federazione ci impone una serie di interventi che da qualche settimana stiamo realizzando. L'assessore allo sport del comune di Schio, Aldo Munarini, ha eseguito il sopralluogo allo stadio De Rigo, dove si stanno eseguendo importanti lavori di ristrutturazione per la partecipazione dei giallorossi al campionato di Serie D, una spesa complessiva di quasi 400.000 euro. In primis la nuova recinzione, tutto il perimetro del campo e anche dietro alla porta nella parte d'ingresso dello stadio, proprio per dare maggior sicurezza al pubblico ospite che si collocherà nelle gradinate poste a nord dell'impianto, che verranno migliorate, messe a norma con intervento anche di realizzazione di 200 posti a sedere. Si rinnovano anche servizi, biglietterie, gli impianti termosanitari e termici, il gruppo caldaia e la parte elettrica. Insomma, un restyling generale. È uno stadio che sta tornando ad essere all'altezza di quello che sarà questo campionato, che ci vede confrontarsi con realtà veramente molto importanti, le migliori dal punto di vista nazionale del campionato dilettantistico. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, torniamo da voi. Da ieri è tornato percorribile il sottopasso ferroviario di Via Dolomiti a San Martino di Lupari, chiuso dopo il cedimento di un muro di contenimento 2 anni fa. Sentiamo. È un giorno che ho definito luminoso, il giorno di una rinascita, il giorno in cui San Martino di Lupari vede la riapertura di un viadotto importante non solo per la propria comunità ma per tutta l'Alta Padovana. Oggi abbiamo ridato la viabilità alla riapertura del sottopasso di Via Dolomiti, un'opera che è costata 2,5 milioni di euro da parte della provincia di Padova. È stato un lavoro corale con i sindaci e quindi veramente come provincia di Padova siamo veramente contenti del risultato ottenuto. Una vittoria per il territorio che ha visto la partecipazione di centinaia di persone tra istituzioni e cittadini in occasione della riapertura del sottopasso ferroviario di Via Dolomiti a San Martino di Lupari, lungo la strada provinciale 52. È un luogo che rinasce. Il 16 maggio era crollato il muro di contenimento e ci sono state difformità strutturali in tutto il sottopasso, quindi devo ringraziare la provincia di Padova e le ditte che si sono alternate, che hanno fatto un lavoro straordinario per la messa in sicurezza dello stesso sottopasso. A maggio 2024 qui si era sfiorata la tragedia. Un intero pannello di muratura in calcestruzzo armato di circa 6 metri per 30 era crollato sulla carreggiata. Per fortuna nessuno era rimasto coinvolto. Ora, a distanza di 2 anni, il sottopasso torna a vivere. I lavori della durata complessiva di 9 mesi hanno riguardato non solo la ricostruzione della parte crollata, ma anche il consolidamento e la messa in sicurezza dell'intera struttura. Un risultato reso possibile grazie alla grande sinergia tra provincia, amministrazioni comunali, imprese esecutive, protezione civile e forze dell'ordine, con il supporto anche di polizia locale, alpini e bersaglieri. Questa è l'occasione giusta per ricordare quanto assieme si sia in grado di fare. Oggi realizziamo quindi l'apertura di questo sottopasso importante, perché non è solo un'opera pubblica ma diventa un collegamento per imprese, per famiglie e per i cittadini. Servizio di Nancy Galdi, adesso con Carlo Alberto Inghilleri vediamo la scuola primaria Giovanni XXIII, è l'istituto che a Vicenza ospiterà un progetto per promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale dei ragazzi del quartiere. Vediamo.
Via le barriere architettoniche. Siamo alla scuola Giovanni XXIII di Vicenza, un istituto che promette di cambiare faccia in poco tempo. Un investimento di 400.000 euro di risorse interamente comunali per abbattere le barriere architettoniche, quindi un nuovo ascensore che porterà al primo piano, il rifacimento di 2 blocchi bagni di cui uno per persone con disabilità, la ritinteggiatura delle aule al primo piano, anche la sostituzione dei corpi illuminanti, il rifacimento delle porte interne e anche di un altro locale bagni e della scala esterna per migliorare le prestazioni in caso di evacuazione. L'obiettivo è restituire nuovi spazi riqualificati alla scuola. Poi potranno iniziare i lavori dell'ala che verrà dedicata al progetto Destinazioni. L'ingresso del centro destinazioni, i cui lavori partiranno solo alla fine della riqualificazione della scuola, ha un altro accesso completamente indipendente. E gli locali ospiteranno spazi per la musica, il teatro, la creatività, il relax, saranno usufruibili in orari diversi anche dalla scuola primaria, in totale sicurezza e senza promiscuità con gli utenti del centro per i ragazzi del progetto Destinazioni. Il progetto Destinazioni ha fatto discutere. Si tratta di spazi pensati per promuovere la partecipazione, l'inclusione sociale e sviluppare le competenze di adolescenti e ragazzi, prevenendo la dispersione scolastica. Ecco, a Vicenza questi giovani verranno riuniti proprio in un'ala della scuola primaria Giovanni XXIII. I fruitori del centro Destinazioni saranno comunque ragazzi e ragazze del quartiere, della città, ragazzi tendenzialmente dagli 11 ai 25 anni, che qui trovano spazio con educatori professionisti per stare bene insieme, per lavorare, per passare del tempo di qualità e soprattutto per trovare dello spazio di creatività e di stare insieme. La scuola e il progetto Destinazioni avranno 2 ingressi separati, anche i locali saranno separati, in orario anche diverso di attività. Sarà anche comunque però possibile per la scuola in orario diurno utilizzare alcuni degli spazi che verranno riqualificati per il progetto Destinazioni, per aumentare così anche l'offerta formativa a disposizione della scuola. Una settimana molto attesa la prossima per gli amanti dello spazio e delle stelle, 2 fenomeni importanti a cui potremo assistere il 12 agosto, l'eclissi parziale di Sole e la notte delle stelle cadenti. Ci raccontano tutto Francesco Rattai e Andrea Benetti. Vediamo. Siamo nel cuore della biblioteca della Specora, appunto nel cuore dell'osservatorio dell'Università di Padova che si vede da tutta la città. Con me c'è il professor Giampaolo Piotto, che è professore di astronomia proprio all'Università di Padova, e con lui volevamo parlare della prossima settimana dal punto di vista astronomico, perché ci saranno molte cose che alzando gli occhi al cielo potremo vedere. Prima di tutto il 12 ci sarà l'eclissi parziale, almeno l'osservazione che si può fare qua dall'Italia, dal Veneto, del Sole. Decisamente direi che la settimana prossima è una settimana estremamente interessante anche per l'astrofilo, cioè non tanto per noi professionisti, ma proprio per chi vuole osservare il cielo e vedere eventi spettacolari. Io dico sempre ai miei studenti, insegno astronomia agli studenti del nostro corso di laurea, il primo corso di astronomia, credo che l'evento di un'eclisse solare sia, dal punto di vista di un'osservazione di eventi naturali, il più spettacolare che esista. È spettacolare per tanti motivi. Se uno osserva un'eclisse totale di Sole, vengono alla luce anche, diciamo, paure ancestrali. Tu sai perfettamente quello che sta succedendo, perché succede, come avviene, i tempi, eccetera. Ma i fenomeni che osservi, sia dal punto di vista anche degli animali, io ho visto eclissi solari con comportamenti estremamente anomali da parte degli animali, ma anche per noi umani, pur sapendo tutto, diventa comunque un evento assolutamente interessante e direi spettacolare. Per di più, la prossima settimana l'eclisse avviene esattamente il giorno del massimo della pioggia di meteore che noi chiamiamo le meteore di San Lorenzo. Questo è interessante perché proprio perché la situazione dell'eclisse implica una luna nuova, avremo la possibilità di vedere il massimo della pioggia di meteore di San Lorenzo, che quest'anno è prevista anche essere particolarmente attiva, in una notte con buio completo, non c'è la luna
abbiamo luna nuova. Coordinate, come, a che ora si vedrà l'eclissi e soprattutto dove, perché più a ovest probabilmente ci sarà una visione migliore. Sull'Italia praticamente ovunque sarà visibile la fase di parzialità. Attenzione che è una fase di parzialità ma abbastanza importante, perché avremo che a seconda che siamo più verso Torino o più verso Venezia, avremo dal 92 al 91% di copertura del sole, quindi è una situazione estremamente interessante da vedere. Purtroppo è al tramonto. In Italia la visibilità inizierà dell'eclisse, quindi quando la Luna comincia a coprire il Sole, si comincerà a vedere dalle 19:30. Il massimo di copertura che vedremo dall'Italia, che poi il massimo che si può vedere dall'Italia in generale, è verso le 20:30. Cosa significa? Il Sole è molto basso. Spettacolare da vedere, ma bisogna andare in un luogo dove si ha verso ovest-nord-ovest, dove tramonterà il sole, completa visibilità. Niente case, niente che ci possa oscurare, è proprio il sole fino a che arriva al tramonto. Attenzione, assolutamente, questo è un messaggio importantissimo, non guardare il sole a occhi nudi, neanche con gli occhiali da sole, perché anche quando il sole sarà coperto al 90%, sarà molto spettacolare vedere il sole coperto, ma la luce che si arriva anche in questo caso dal sole rischia di bruciare la nostra retina. Quindi dovete avere, si trovano dappertutto per 2-3 euro, degli occhiali che vengono proprio venduti di cartone, eccetera, ma che vengono venduti con la copertura appropriata per guardare il sole, ma mai guardare il sole direttamente. Dovete coprirvi con degli occhiali, al limite può aiutare per esempio le lastre che sono davanti alle visiere di chi fa la saldatura, ma non oltre quello, altrimenti rischiate veramente di fare molto male. Detto questo, l'evento vale la pena, anche se non è totale. Il 12 agosto tutti con il naso all'insù per vedere le eclissi e le stelle cadenti. Vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Fabiano Barbisan, Maria Laura Faccini, Michele Favero, Fabio Lamberti, Gennaro Marotta, Laura Puppato e Paola Roma. È tutto per oggi, grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Tommaso Migot. Buona giornata.